Buongiorno Renzo, come stai? Professor Maggi, siamo ritornati nella nostra location più frequentata. più frequentata. Siamo all'Ali per Virovigo. Siamo tornati all'Ali per Virovigo, siamo quasi tornati giovani. Allora, che dire? Votazioni, elezioni regionali. Andiamo subito su un sull'argomento pesante, molto pesante. Chi farà il presidente, secondo te? Chi proporranno come presidente? Beh, bisogna aspettare perché i vertici nazionali del centrodestra si devono ancora trovare. La mia personale opinione è che con ogni probabilità verrà indicato un candidato della Lega. Però non è fino a quando le riunioni non si fanno e la decisione non viene presa, il mondo ci ha abituato ad essere, potremmo dire, dinamici, quindi a non essere attaccati. È forte che nessuno parla del candidato della sinistra. Cioè, sembra proprio che sia Don Chisciotte contro il Mulinamento. Lei è No, vero, no. Posso dirle una cosa? A parte chi è il candidato? Si chiama Manildo ed è stato sindaco di, se non sbaglio, di Treviso. Però mi consenta, lei è sempre sardonico. Sì. Lei non si smentisce. Se è sardonico, un complimento. È un complimento. Lo dico come complimento. Va bene. Perché lei ha colto nel segno, nel senso che qualsiasi sia il candidato, mi permetto di dire, del centrodestra, il centrodestra nel Veneto vince. Dici che non c'è storia. Quindi non c'è, diciamo che il Veneto non è contendibile. È solo spartibile. Non è questa. No, nel senso che sì, giustamente fuori onda dicevi, se ci sarà un presidente Lega, probabilmente gli assessorati importanti li avrà Fratelli d'Italia e viceversa. No, viceversa non c'è. Viceversa non c'è perché con Fratelli d'Italia, che è attestata attorno quasi il 40% da sola, cioè, i numeri hanno il loro peso, però anche le personalità. Però sì, De Carlo, che è il responsabile regionale di Fratelli d'Italia, sì. Lui vorrebbe rivendicare un presidente di Fratelli d'Italia, che secondo me ha ragione però, perché effettivamente hanno versato lacrime e sangue quando era il 3% Fratelli d'Italia, senza aver tanti ruoli all'interno della regione. Adesso che sono loro al 40%, almeno gli ultimi sondaggi parlano di un 40% contro quanto sarà la Lega. Qui, siccome c'è la fluttuanza della lista Zaia, c'è un punto di domanda, non si sa quando potrà essere. Non avrebbe tutti i torti a rivendicarlo. Beh, diciamo la verità, anche il nostro amico, anche il segretario nazionale di Forza Italia ha rivendicato per il Veneto, per Flavio Tosi, la presidenza della regione Veneto, e Flavio Tosi sarebbe un presidente sicuramente bravissimo. Potrebbe essere in fantapolitica possibile questo o impossibile? È un po' difficile, ma lei, professor Maggi, lo sa benissimo. C'è bisogno anche di equilibrio nelle presidenze nazionali dei partiti. Allora, Forza Italia ha già la presidenza della Calabria, adesso ci sono le elezioni in Calabria e sarà probabilmente riconfermato, poi ha la presidenza mi pare del Piemonte, quindi diciamo che Forza Italia, per la percentuale che ha già molti presidenti, per questo è difficile che ci sia questa, ma mai porre limiti alla provvidenza, Ultima domanda, perché poi io definisco Renzo il mio guru, perché quando ho una domanda politica te la chiedo e tu ogni volta riesci a il professor Maggi riesce nella strana ma difficile situazione di farmi diventare rosso. Fratelli d'Italia sta subendo, come sempre succede quando uno cresce troppo in velocità, un sacco di divisioni. Mi sembra quasi di vedere l'ex democrazia cristiana. Certo. Quando si cresce tanto in poco tempo ci sono le naturali questioni che una volta si chiamavano correnti, però sai, qui si vede se c'è una buona classe dirigente o se c'è invece un gruppo di parvenu che vogliono solo fare carriera. E secondo te? Diciamo che ci sono molte
diciamo che ci sono Sì. molte possibilità che la seconda parte sia legata a questa, cioè non sempre i migliori li troviamo nei posti più importanti, non sempre. Altro Sassolino, ogni tanto mi levi qualche Sassolino. Beh, se abbiamo da impedire insieme un camion rimorchio, dobbiamo riempire insieme un camion rimorchio. E Forza Italia come sono messi? Correnti non ce ne sono lì. Ce ne sono Sì. molte anche lì, però Forza Italia nel Veneto non ha posti di rilevanza così importante, anche perché mi tolgo un altro sassolino. Gli ultimi 5 anni di gestione della regione Veneto sono stati 5 anni legati soprattutto a un monocolore, perché era un monocolore della Lega, monocolore Zaiano, gli altri partiti non esistevano. E quindi quando tu dici ma in regione non va bene, ragazzi, guardate in casa chi ha monopolizzato la gestione della pubblica amministrazione, perché un camion rimorchio di Sassolini. Facciamo l'ultima analisi della Lega. La Lega come è messa adesso? Secondo te l'effetto Vannacci può essere un boomerang o come sempre fuori onda dicevi forse ci sarà un'implosione e quindi si divideranno le Diciamo strade? che Vannacci ha delle propensioni leghiste come io e te siamo due cinesi. Non vedo gli occhi a mandorla, non vedo gli occhi a mandorla del professor Maggi. E quindi quanto durerà, infatti la domanda è quanto durerà la convivenza fra Matteo Salvini, che è indubbiamente un animale politico perché ha intuizioni, capacità di giudizio rapido, determinazione nelle cose, e Vannacci è una persona intelligentissima, piena di lauree, con tutte le cose, vertice delle parti più importanti del nostro esercito, perché non bisogna mai tener conto che è stato il capo del Col Moschin, che era l'eccellenza dell'eccellenza. Però la politica è un'altra cosa, mi permetto di dire che la politica però è un'altra cosa. ti faccio l'ultima riflessione. Hai accennato che Salvini è un animale da guerra come politico. Cioè, ha preso la Lega al 3%, l'ha portata al 30%, 2, 33, 34, poi un po' calato, ma come tutte le cose ma non è che anche lui come Renzi e come tanti altri che hanno portato all'altissimo il partito e dopo la parabola discendente è stata ultra veloce, quindi non è che un grande politico secondo me è anche capace di gestire una cosa che ti scopre in mano. Dipende dai politici, aspettando la Meloni se riuscirà anche lei a mantenere. Però perlomeno è stato meno, perlomeno la Meloni non ha ancora questa parabola discendente, anzi nonostante tutto è ancora in vantaggio però Salvini ha dimostrato di sapersi barcamenare bene, perché è vero che c'è stato il famoso ballo del papete, poi lui vuol far cadere il governo non cade, Renzi lo tiene sullo stesso, però inizia una parabola discendente. Però è anche vero che 3 anni fa ha riafferrato la istituzione, l'ha riafferrata politicamente ed economicamente, ed è tornato al governo a fare il vicepresidente del Consiglio, non quindi poi le cose sono assestate e in questo momento è Fratelli d'Italia che ha diciamo il vento in poppa, l'onda lunga. Però mantenere quel livello lì per tanto tempo è bravo Salvini. Bisogna vedere quanto è in grado di gestire la presenza di una personalità non secondaria e sicuramente non facile come la nostra ospite ci porta giustamente i nostri sprizzetti, grazie. Frutto della passione. Frutto della passione? Sì, la passione politica. Insomma, da qualche parte deve essere passione, se no non si fa niente. Che ha perfettamente ragione. Ciao, arrivederci. Agli amici dell'Alipe. Agli amici dell'Alipe. Comunque, per finire il nostro discorso, lo scopriremo solo vivendo. Come diciamo ormai da un bel po' di tempo. Come diciamo da molto tempo, e siamo ritornati nel luogo iniziale. Arrivederci e buona settimana.